Un gioco delle coppie che ha permesso di salvare 3 vite grazie ad un'incredibile serie di incroci tra Italia e Spagna, protagonisti 3 coppie formate da un donatore e un ricevente tra di loro incompatibili dal punto di vista immunologico, una maratona di 18 ore per eseguire prelievi e trapianti di rene, una catena internazionale che ha unito gli ospedali di Padova, Barcellona e Bilbao, la prima al mondo nel suo genere. Tutte queste coppie hanno la possibilità di essere iscritti nel programma nazionale e sovranazionale per vedere se possono trovare un buon match. Per trovare il buon match si usa questo algoritmo che è stato inizialmente proposto dal premio Nobel Roth, un premio Nobel dell'economia, che cerca di vedere tra tutte le soluzioni possibili di incroci, di coppie che si scambiano il rene, il donatore e i riceventi che ci sono, qual è la soluzione migliore da un punto di vista immunologico. Tutto è iniziato a Padova alle 8:30 del mattino del 20 giugno. Patrizia ha donato un rene e così facendo ha salvato il marito Fabio, in dialisi dal 2005 e reduce da 2 precedenti trapianti. Il rene di Patrizia è arrivato a Barcellona per aiutare un ricevente, in coppia con un donatore che ha dato il suo rene ad un ricevente di Bilbao, a sua volta in coppia con un donatore che ha donato il suo rene a Fabio, marito di Patrizia, chiudendo così il cerchio. L'operazione è terminata alle 2 di notte. Vivere con un rene o vivere con 2 non cambia assolutamente. Vivere con un marito che fa dialisi o vivere con un marito trapiantato fa davvero una differenza enorme. Rinizia una nuova vita, una vita che comunque sia 24 anni fa era riniziata nel 2000 con il trapianto ricevuto ai gemelli. C'è la consapevolezza che comunque sia bisogna stare molto attenti. 15 giorni dopo Fabio e Patrizia raccontano con naturalezza questo evento straordinario che li ha visti protagonisti insieme all'equipe dell'unità operativa complessa del centro trapianti di rene e pancreas dell'azienda ospedaliera di Padova. L'eccezionale incrocio è stato possibile grazie a un protocollo internazionale che ora potrebbe essere esteso. Il successo di questo programma internazionale con la Spagna e il Portogallo credo che adesso sta spingendo il Centro Nazionale Trapianti addirittura ad allargare un programma internazionale anche con gli Stati Uniti, che ovviamente rende la cosa ancora più complessa per la distanza.